Un compleanno davvero da Guinness dei primati, del resto spegnere 110 candeline, non è da tutti. Giovanni Quarisa è il più longevo uomo d'Italia e d'Europa e dell'Arma dei Carabinieri. Stamattina a rendergli omaggio nella sua abitazione di via Don Bosco a Bassano c'erano tutti, dal generale di divisione Giuseppe Lagala, comandante della Legione Carabinieri del Veneto, il comandante provinciale colonnello Alberto Santini, il comandante della compagnia di Bassano Adriano Castellari in partenza per Salerno, il comandante della stazione di Bassano Vito Sitran e i rappresentanti dell'Arma in congedo Romano Italo Bettiati e Rosario Tucci. Anche il governatore del Veneto Luca Zaia ha mandato i suoi saluti. Si è mosso tutta la regione, vedete cosa c'è qui dentro adesso? È contento? Sì, guarda. Ma secondo lei, se io voglio arrivare a 110 anni come Giovanni, come lei, come devo fare? Non so, non posso neanche dire come. Lo so neanch'io. Il signor Giovanni è stato 2 anni in prigionia in Germania, ma a detta delle figlie Vilma e Mirella si è sempre dimostrato un uomo mite, sereno e felice. 4 nipoti, 10 pronipoti, vogliosi di ritrovare quel diario segreto che Giovanni ha affidato a non si sa chi per fargli scrivere le sue memorie. Generale, guardando questi numeri lei ha sorriso, ha detto magari fossero i miei. No, certo. Un bel insegnamento che anche il signor Giovanni ci dà, insomma, ha puntato Giovanni Quarisa. Mi fa piacere anche ricordare il grado e la sua appartenenza all'Arma anche a così distanza di tempo. È una bellissima testimonianza di amore verso l'istituzione e quello che l'istituzione rappresenta in Italia, cioè quindi il compito che l'istituzione ha da ormai oltre due secoli. Quindi generale, forse il segreto di questa longevità sta nell'indossare una vostra divisa? No, sta nel tenere una condotta di vita che è allineata ai valori dell'Arma, la dedizione, e quindi mantenere anche una condotta di vita educata nel senso sia nel fisico che sia nella mente. Lo andiamo a salutare stringendogli la mano, ma lui, uomo d'altri tempi, alla bella età di 110 anni, non dimentica la galanteria verso la giornalista che lo ha appena intervistato, stupisce tutti e mi saluta così.